9 consiglieri comunali si dimettono in blocco, cade la giunta di Cinto Cao Maggiore guidata da Renato Querini, in arrivo il commissario prefettizio. Terremoto politico a Cinto Cao Maggiore, commissario prefettizio in arrivo nel comune dopo la caduta della giunta guidata da Renato Querini. È la prima volta che ciò avviene in questo comune del Veneto orientale ai confini con il Friuli Venezia Giulia, dove ieri sera 9 consiglieri comunali su 16 assegnati più il sindaco hanno rassegnato le dimissioni al termine di una breve seduta del Consiglio comunale. La scelta di dimettersi si è resa necessaria in quanto l'ormai ex sindaco Renato Querini, che vediamo nelle immagini, non aveva accolto la richiesta dell'opposizione di mettere in discussione una mozione di sfiducia nei suoi confronti, protocollata soltanto alcuni giorni fa. Il primo cittadino si era riservato, a norma del regolamento comunale, di trattare l'argomento in una successiva convocazione del Consiglio. Prendendo atto di questa chiusura, l'opposizione, assieme a quella parte della maggioranza che aveva sostenuto la mozione, ha bocciato ogni delibera presentata dal primo cittadino. Si sono poi dimessi appunto in 9 in blocco, tra cui 2 assessori, facendo scattare così lo scioglimento del Consiglio comunale e quindi la caduta della giunta di Renato Querini. E quindi a giorni verrà nominato il commissario prefettizio per Cinto Cao Maggiore.